Parliamo anche con Umberto Chiariello. Ciao direttore, come stai? Buongiorno. Ciao Umberto. Non c'è male, buongiorno a voi. Evidentemente smaltita un po' di delusione post Napoli-Bologna, almeno considerando che qualche oretta è passata, resta poi l'analisi lucida su quella che è una stagione inevitabilmente complicata, guardare la classifica per credere e allora guardiamo al prossimo futuro. Umberto, visto che l'altra volta ci siamo confrontati sul discorso prossimo allenatore, la prima domanda da farti è se ci sono novità rispetto a questa tematica. La trattativa Conte è in piedi Gasperini, è in piedi Pioli, è in piedi Italiano. Sono tutte e quattro situazioni possibili. Poi su chi si orienterà Aurelio De Laurentiis lo sa solo lui e neanche i suoi collaboratori più stretti. Sta valutando, confrontandosi con Manna, con Chiavelli, con il suo staff interno, tutti i giorni per non sbagliare la scelta, perché sanno quanto delicata sia e ci stanno ragionando con molta attenzione, valutando i pro e i contro di ogni scelta, sanno bene i costi che ognuno comporta, le impostazioni che ognuno comporta, non la possono sbagliare, quindi stanno ragionando con molta attenzione, ma da qui a poco dovrebbero andare decisi per una strada. Quindi dobbiamo solo attendere. I nomi sono quei quattro e non si esce da quei quattro, quindi confermo che non ci sono sorprese. Non come Garcia l'anno scorso che è uscito come nome. No, sono questi quattro e questi quattro restano in ballo con diverse possibilità. Quindi sono valutazioni in atto, perché sono consapevoli assolutamente che non possono più sbagliare. C'è grande consapevolezza. Beh, onestamente non ricordo. In tutto questo ti ho mai chiesto il tuo preferito? E se sì, mi hai risposto? Ho sempre detto che il mio preferito è Antonio Conte. Ok. Riccardo. Ma per una sola ed esclusiva valutazione. Antonio Conte non viene a Napoli per gestire, viene per vincere. E quindi se alla fine si fa il matrimonio con Antonio Conte, è un matrimonio per provare a vincere di nuovo. Non ci sono tertium non datur nel caso di Conte. Se viene Conte è perché il Napoli vuole riprovare a vincere, altrimenti va su allenatori più progettuali, tipo Italiano, che però è il meno preferito di tutti, oppure su uno più adatto alla gestione di Napoli, perché l'allenatore più adatto al Napoli, a essere chiari, è Pioli. Sì. Più adatto per come è il Napoli, per come è il presidente, per come è la piazza, perché lui sa assorbire tutto come una spugna. Non è un guerrafondaio, non è uno che accende il fuoco, ma è capace di assorbire i colpi molto bene. Non è un debole però, ma non è il leader che forse in questo momento serve a Napoli, perché a Napoli serve proprio un leader, e quindi i leader sono solo due, Conte e Gasperini. Gasperini deve attendere la chiusura della stagione, ma Napoli lo intriga tanto e questo te lo posso confermare. Conte è la prima scelta, ribadisco, se viene Conte ci divertiamo, perché significa ripartire da un progetto di grandi ambizioni. Tutto questo giovedì torna a parlare De Laurentiis, in quella che sarà la Sì, conferenza. saremo a Palazzo Petrucci Sì. a pomeriggio. Ci sarai anche tu, Umberto? Sono stato invitato, sì. Perfetto. No, ti chiedo innanzitutto, visto che insomma torna a parlare De Laurentiis con un Napoli che è in silenzio stampa, perché dopo la partita con il Bologna i calciatori tesserati, salvo Nicola Lombardo, non hanno rilasciato dichiarazioni. In primis ti chiedo un tuo commento su questa scelta e poi anche che domanda farai o hai in mente di fare a De Laurentiis giovedì. Ma se io preparo l'editoriale durante la pubblicità, figurati se mi preparo una domanda 3 giorni prima o 4 giorni prima. Ce l'avrai già una curiosità in testa, no? Più di una, secondo me, da chiedere a De Laurentiis. Di domande se ne possono fare 1000, ma bisogna vedere al momento cosa dice, come si pone, le domande che hanno fatto già gli altri. È tutto da capire al momento.
per me i giornalisti che vanno con le domande preparate, scritte in tasca, da un lato sono lodevoli perché si preparano, per carità, dall'altro non hanno il senso della professione, perché la professione è fatta di humus, di naso, di capire l'aria, schiuttare l'aria e fare la domanda giusta al momento giusto. Il giornalista deve essere un animale della notizia, deve fiutare il sangue e quindi deve capire qual è il momento e quando fare determinate domande rispetto ad altre. Quello che vuol fare per forza il fenomeno a tutti i costi non è un buon giornalista, come quello che non ha mai il coraggio di affrontare i colpi. Bisogna saper cogliere il momento e fare la domanda giusta al momento giusto per poter ottenere il risultato che si vuole. Far uscire fuori una cosa che non si è detta, far uscire fuori da equivoci certe situazioni. Io l'ultima volta che sono andato, l'unica a Palazzo Petrucci, feci dire a De Laurentiis se avremmo lottato lo scudetto, penso di aver raggiunto un ottimo risultato, no? Umberto, sei un grandissimo. No, questo non mi interessa, non lo sono. Grossissimo sì, ma grandissimo no. No, vabbè, non essere modesto, ma ti chiedo allora a questo punto, sempre dal punto di vista giornalistico, vale la pena soffermarsi su quanto abbiamo visto in campo, Napoli-Bologna, su quanto abbiamo visto in campo sabato Ragazzi, scorso? allora, questa squadra pecca di due cose che fanno definire un gruppo di giocatori in una squadra. Manca di identità e di intensità. Una squadra che non ha identità e intensità non è una squadra. Questa non è più una squadra. Le colpe le sappiamo tutti di chi sono, però pare che noi ogni volta dobbiamo fare i frati trappisti, fratello ricordati che devi morire e dobbiamo ripetere le colpe. Di sicuro anche Calzona si è dimostrato inadeguato. Quindi quest'anno abbiamo avuto il record di allenatori sbagliati e nella lista degli errori ci sono alcuni che sono più errori di altri. Per me gli errori più gravi si chiamano Sinatti, Meluso, Tudor. Sinatti, Meluso, Tudor. Sì, perché Sinatti andava in posto a Garcia, magari Garcia stava ancora qua. E quindi, ed è un errore che De Laurentiis stesso ha ammesso in conferenza stampa con molto rammarico. Non doveva fargli portare un gol. E il Napoli avrebbe avuto tutto un altro andamento fisico per tutta la stagione. E il secondo errore si chiama Meluso, perché è stato preso un direttore sportivo a cose fatte spacciata, mentre invece ci voleva un vero cagnaccio da spogliatoio che avesse il comando dell'area tecnica e facesse sentire il suo peso sulla squadra. Però magari ingaggiarlo qualche mese prima, Umberto. È ovvio, è chiaro, qualche mese, ma non esageriamo, cioè Giuntoli è andato via ad inizi di giugno, andava preso a giugno, questo sì, non ad agosto. Sapendo però che andava via, magari... No, non lo sapeva che andava via, non era affatto convinto di questo. Toglietemelo la testa che De Laurentiis sapesse che andassero via Spalletti e Giuntoli. Nella sua testa lui era convinto che li avrebbe tenuti, tutti e due. È colpevole uguale perché si è fatto sorprendere. Esatto. No, questo non è che serve per togliergli qualche colpa. Certo. Però va dette le cose come stanno. Lui non è che sapeva. Lui era convinto di tenerli. Lui era convinto di tenerli, sì. È rimasto sorpreso. Ma guarda, la prova ce l'avete, basta che vedete il video della festa, il 4 giugno. Quando lui si gira e dice ora vinceremo, vero Giuntoli, faremo una squadra ancora più forte, e Giuntoli si tira indietro, dice no, lascia stare che me ne vado. Praticamente è da lì che la stagione negativa nasce da quel momento, perché poi dopo lui non ha saputo perdere Giuntoli e Spalletti ci sta, non ci sta non averli sostituiti adeguatamente, quello è tutto il succo. E infine rammarico Tudor. Ma per forza, perché tu gli fai un contratto di 1 anno e mezzo, quello viene per 1 anno e mezzo, più un'opzione per un altro anno, no? Lo tieni 6 mesi, ti porta in Champions, dopodiché non ti piace questo allenatore, lo mandi via, paghi 1 anno a vuoto, che ci rimetti? 5 milioni lordi? Ne persi 100 così, 70 di Champions, il minimo 30-40 milioni di valutazione calciatori, li vogliamo mettere? Ma dire poco, ne persi 150 probabilmente.
Di fronte a 5 o 150 non c'è confronto, no? E quindi era meglio prendere Tudor con la cosa che a fine anno non ti piace, lo mandi via, però nel frattempo ti ha portato in Champions. E lo doveva prendere subito, a ottobre, non aspettare un altro mese di Cassia. Salutiamoci. Subito. Quando Conte a ottobre gli ha detto no, doveva virare su Tudor subito e portarlo a casa. Non a caso, come è arrivato lui, ha rivoltato la Lazio con un calzino, ha avuto il coraggio nella festa scudetto dei 50 anni della Lazio di lasciare Luis Alberto, il giocatore più importante della squadra, l'ha lasciato a casa, manco in panchina, a casa. Cioè, quello è uno con le palle. Arriva uno che ha fatto il secondo una vita, è ostaggio dei giocatori. Come giocano sempre gli stessi. Ti pare un bel modo per motivarli? Salutiamoci con un accenno al futuro. Forse un'altra grande lacuna della passata stagione è stato il mancato acquisto di un difensore che fosse quello è un altro subito errore pronto. gravissimo. Però ti volevo chiedere proprio di cose di campo. Beh, Calafiori è stato spettacolare sabato. Calafiori è la rivelazione dell'anno, è il giocatore dell'anno. Più di Sirkzee probabilmente a Bologna. Loro no, Sirkzee è fondamentale. Loro due sono le grandi rivelazioni di questo campionato. Non c'è dubbio proprio, sono stati i giocatori più importanti, hanno fatto cose straordinarie e questo Bologna merita tutti gli onori della. Cioè, tu capisci che all'andata loro erano la provinciale e noi la forte e hanno pensato solo a portarsi il 0-0 a casa. Noi all'epoca eravamo la grande squadra e loro la squadretta, oggi noi siamo la squadretta e loro la grande squadra, e quando c'è un allenatore buono in panchina cambia tutto. Staremo a vedere. Ciao direttore, un abbraccio. A voi. Grazie, grazie.